Presidente, oggi si firma questo accordo di sostenibilità fra Ecogreen e l'Automobile Club della Sicilia. Ecco, gli obiettivi di questo accordo? Gli obiettivi sono vantaggiosi per le famiglie e per le utenze, in quanto diciamo che da adesso anche gli utenti, i punti vendita ACI, potranno vendere oltre ai servizi Automobile Club, potranno vendere anche luce e gas, con vantaggi sia per gli automobilisti che anche per le famiglie. Ecco, il programma di espansione di Ecogreen non solo in Sicilia ma anche in tutta Italia sta avendo ottimi riscontri. Voi investite anche sul sociale, sullo sport, su tante iniziative, diciamo, importanti nella società. Gli investimenti che facciamo nello sport e sul sociale sono un po' paralleli, lo facciamo perché è una mia vocazione questa. Invece per quanto riguarda il business plan, gli investimenti che abbiamo adottato 2 anni fa stanno dando un riscontro positivo, cioè aprire in tutta Italia degli store, dei negozi che ci portano a essere vicino alla clientela, vicino alla cittadinanza, dove le fatture, le bollette sono trasparenti e chiunque può andare nel negozio, non con il call center dove nessuno ti dà attenzione, e questa è stata una scelta vincente. Voi puntate anche sulle comunità energetiche. Sì, ne abbiamo una in essere, posso dire che probabilmente sarà aperta all'inizio del prossimo anno e anche forse la città. Ecco, i vantaggi di questa comunità. I vantaggi sono economici, cioè tutte le famiglie vicino alla comunità energetica e che aderiscono alla comunità energetica avranno uno sconto sulla bolletta che farà parte lo Stato, se ne farà parte. E volevo presentare anche un pilastro portante, cioè mio figlio Emilio Giavarini, che assieme a lui nel 2000 abbiamo avuto l'idea di fondare l'Ecogreen. Il nome infatti l'ha scelto Emilio e anche il simbolo, il nostro logo, è frutto di Emilio. Prego. La spina collegata alla foglia che appunto indica energia proveniente da fonti rinnovabili. Ecco, un giovane che si approccia al settore energetico oggi, con quale prospettive lo fa? Ovviamente ci sono le difficoltà del settore, essendo anche un settore nuovo per noi. Provenivamo dal settore, papà proveniva dal settore petrolchimico, ma con la giusta squadra e col giusto approccio si riescono a sormontare tutte le difficoltà. Presidente, parliamo di questo accordo sulla sostenibilità dell'energia elettrica che avete firmato o sottoscritto con Ecogreen. Sì, spesso l'Automobile Club viene visto come un ufficio per il solo pagamento del bollo, quella tassa odiata da tutti gli italiani, ma così non è. L'ACI ha diverse mission e tra queste, oltre a quella della sicurezza stradale, anche quella della tutela dell'ambiente. E oggi abbiamo voluto sottoscrivere, e ringrazio il Presidente Giavarini per aver sposato l'idea, e abbiamo voluto sottoscrivere questa convenzione che dà una garanzia per quella che è la tutela dell'ambiente, ma soprattutto dà dei vantaggi ai nostri soci, ai nostri associati, che sono oltre 1.200.000 soci in tutto il territorio nazionale. Aver avuto la possibilità di una convenzione con un prezzo dedicato esclusivamente per i soci dell'Automobile Club di Agrigento e per gli Automobile Club che aderiranno a questa iniziativa è secondo me un grande risultato che spero possa portare un proficuo lavoro per il futuro. Quindi il frutto di un lavoro intenso che c'è stato anche a livello manageriale, quindi i soci ACI possono soffrire di un trattamento particolare verso Ecogreen. Sì, diciamo che la tessera dell'ACI è una tessera non legata all'auto ma legata alla persona e alla famiglia, e i nostri soci ACI hanno diversi vantaggi oltre a quello che può essere l'auto sostitutiva o l'auto del soccorso stradale, ma hanno numerosi vantaggi. Noi dell'Automobile Club di Agrigento abbiamo voluto dare un vantaggio ulteriore ai nostri soci, dedicandogli una tariffa agevolata per quello che è Enel Gas e Luce, e questo lo abbiamo potuto fare grazie alla disponibilità di Ecogreen.